caro saluto da Stefania Della Tomasa e benvenuti alla quinta giornata della quinta edizione di Educhiamoci. L'ultimo giorno per stare insieme, per confrontarci, per condividere pensieri, idee, visioni, per giungere ad un compromesso, ovvero riuscire a portare un cambiamento, un miglioramento. Questo è il nostro intento. E noi lo facciamo oggi insieme alla professoressa Francesca Comunello. Salve. Buonasera. Buonasera e benvenuta. So che lei viene da Roma, quindi ha fatto anche un lungo viaggio oggi per essere con noi. E vorrei un attimo dare il benvenuto ai nostri ospiti che ci seguono, ai nostri amici, ai nostri telespettatori che ci seguono attraverso il canale YouTube Comune Vittorio Veneto, attraverso la pagina Facebook Educhiamoci 2025. Questo incontro è dedicato alla formazione. Delle 5 giornate abbiamo ogni giorno trattato un tema diverso. Abbiamo iniziato con tecnologie, poi con violenza di genere, poi abbiamo toccato il tema delle individualità, il tema delle culture e questo è il giorno dedicato alle, alle generazioni, ma tout court, cioè 360 gradi. Questa mattina abbiamo avuto un piacevole incontro con la professoressa Eleonora Belloni, con la quale abbiamo approfondito il viaggio verso l'anzianità, quindi verso l'invecchiare bene. Oggi invece vogliamo in questo pomeriggio affrontare un tema diverso, cioè l'ageismo. Entreremo nel vivo dell'argomento con la professoressa. Intanto vorrei ricordarvi che l'evento è realizzato con il patrocinio dell'azienda ULS 2 Marca Trevigiana e Conferenza dei Sindaci dell'ULS 2, con la collaborazione di Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 Lorenzo da Ponte, Dipartimento FISPA dell'Università di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata, Centro Veneto Progetti Donna, CAV, Centro Antiviolenza Vittorio Veneto, Fondazione Giacomo Matteotti. Con il supporto dell'Associazione di Mutuo Soccorso Noi per Noi, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, ideazione grafica e coordinamento a cura di Palcom. Vi invito anche a seguire la nostra pagina Instagram, vale a dire Educhiamoci 2025 _ Vittorio Veneto, ribadisco Educhiamoci 2025 _ Vittorio Veneto, e vorrei ricordarvi anche il nostro numero di telefono 349 78 36 815 349 78 36 815. Scriveteci attraverso un messaggio WhatsApp, noi potremo avere contezza di ciò che pensate. Se avete domande le rivolgeremo alla professoressa Comunello proprio sul tema che stiamo affrontando oggi. Perché è importante affrontare questo tema? Perché, stereotipi, pregiudizi sull'ageismo che sono quasi sottintesi, diffusi e anche un po' sottovalutati, però le conseguenze sono davvero molto gravi. Ecco che è importante capire forse proprio l'etimologia della parola, cosa significa, cosa comporta. Intanto una riflessione un po' anche aperta con la professoressa, che è professoressa ordinaria presso il Dipartimento Coris Sapienza, dove insegna Gender e Media Studies e Comunicazione Digitale e Social Media Studies. È coordinatrice del dottorato di ricerca in comunicazione, ricerca sociale e marketing, oltre che responsabile di progetti di ricerca nazionali e internazionali. Le sue aree di interesse includono lo studio delle piattaforme digitali da una prospettiva di genere, il rapporto tra generazioni e ambienti digitali, il ruolo dei digital social media nella comunicazione del rischio e della scienza, e poi tantissime pubblicazioni su riviste internazionali. Mi permetto di dare, prima di entrare nell'argomento, di rivolgere un saluto alla sindaca Mirella Bagliana, un saluto anche all'assessore alle politiche scolastiche e alla cultura Enrico Padoan e un saluto al presidente del comitato scientifico, il professor Cosimo Marco Scarcelli. E poi ovviamente, siccome siamo qui nella scuola Lorenzo da Ponte, un saluto speciale alla dirigente scolastica, la professoressa Rachele Ciccarelli.
Abbiamo fatto tutti i saluti convenevoli, entriamo nel vivo dell'argomento. Quindi abbiamo detto ageismo, una parola che ha un significato straordinario. Sì, mi suggeriscono dalla regia, ovviamente avevo dimenticato il QR code, fondamentale per noi. Inquadriamo questo QR code e diciamo come la pensiamo. Ci sta piacendo questo incontro? Vogliamo fare qualcosa per aiutarci a migliorare? Bene, potete farlo. Inquadratelo e dite un po' che cosa ne pensate. Grazie, vi ringrazio anticipatamente. Allora, dicevamo, l'ageismo è un termine che, se non sbaglio, è stato coniato nel 1969. Giusto. È un termine che in effetti ha una sua lunga storia, ma è un termine che difficilmente ci capita di sentire sulla stampa, in televisione, eccetera, eccetera. Questo non vale solo in Italia, vale un po' a livello internazionale. E quando un termine è poco usato, quando un termine non è diffuso, molto spesso significa che il fenomeno a cui fa riferimento è in qualche modo invisibilizzato, e diversamente dal sessismo o da altre forme di discriminazione rispetto alle quali c'è una forte consapevolezza a livello sociale, a livello di opinione pubblica, a livello di dibattito. Effettivamente, in particolare nel nostro paese, c'è davvero poca consapevolezza del fatto che appunto tendiamo a discriminare le persone in base all'età, o quantomeno a dipingerle in maniera fortemente stereotipata. E voglio precisare da subito che ageismo, il fenomeno dell'ageismo, non si riferisce solo alle persone anziane, come potremmo essere portati e portate a pensare, ma si rivolge anche alle persone più giovani, e lo vedremo tra un attimo. Molto brevemente, qual è, diciamo, il percorso che cercherò di fare nel tempo che abbiamo da trascorrere insieme. Come giustamente veniva detto, io sono una studiosa, una docente di comunicazione e comunicazione digitale, quindi la prima domanda potrebbe essere: ma cosa c'entra l'ageismo? Ebbene, vedremo come proprio i media digitali sono dei potentissimi attivatori di stereotipi legati all'età delle persone che li usano. Lo sono anche rispetto al genere, lo vedremo brevemente, ma la nostra attenzione oggi va proprio all'età. E quindi banalmente l'idea che le persone anziane non siano capaci, non sappiano usare le tecnologie digitali, o al contrario che i giovani siano bravissimi, oppure che i giovani siano dipendenti, siano troppo attaccati alle tecnologie digitali stesse. E come studiosa di comunicazione, l'idea, l'ambizione che ho, non solo io, ma anche i colleghi e le colleghe che lavorano sugli stessi temi, è che studiare la comunicazione ci aiuti a comprendere fenomeni sociali anche più ampi. Quindi noi partiremo dall'ageismo digitale per poi riflettere sulle forme di stereotipizzazione e di discriminazione legate all'età, che non necessariamente hanno a che fare solo con le tecnologie digitali. E cercheremo anche e soprattutto di riflettere sul fatto che l'ageismo non riguarda solo le persone anziane, ma può riguardare, e spesso riguarda, anche le persone giovani. Ora, al di là della slide, questa è la slide che riporta un articolo che ho pubblicato con alcuni colleghi e colleghe ormai nel 2016, quindi una ricerca anche precedente, e voglio partire da qui perché è la prima volta in cui abbiamo toccato con mano quanto i discorsi sulle tecnologie digitali attivassero stereotipi e autostereotipi di genere e legati all'età. Era una ricerca che aveva obiettivi, diciamo, non particolarmente ambiziosi, devo dirlo, era orientata a un obiettivo descrittivo. Volevamo capire cosa facessero le persone anziane in Italia con il telefono cellulare, quindi senza grosse ambizioni di andare a osservare e rilevare stereotipi. Non li cercavamo. Gli stereotipi sono nati, sono emersi spontaneamente e con enorme forza proprio nei racconti delle persone che intervistavamo. Abbiamo intervistato più di 60 uomini e donne anziani in Italia,
e in ciascuna intervista emergevano con enorme forza stereotipi di genere e stereotipi legati all'età, quindi per noi un fantastico caso di serendipity nella ricerca, perché non stavamo cercando quello, e invece come dire, il discorso sulla tecnologia si porta dietro visioni fortemente stereotipate. Ora, quella tabella aiuta a raccontare in che modo si articolano questi stereotipi. Le interviste le abbiamo fatte nel 2014, quindi insomma un periodo in cui certamente esistevano già gli smartphone, non erano pervasivi come lo sono oggi, soprattutto presso le generazioni con cui ci siamo confrontate in questa ricerca. E gli stereotipi che venivano attivati parlando dell'uso del cellulare variavano molto a seconda di come le persone interpretavano, concepivano il telefono cellulare. Mi spiego meglio. Quando parlavano del telefono cellulare come di un piccolo computer, di un computer in miniatura, e quindi enfatizzando fortemente la componente tecnologica, le persone attivavano stereotipi legati alle competenze nell'uso della tecnologia, e quindi tipicamente le persone anziane e le donne venivano descritte come incapaci, mancanti di competenze, di capacità materiali nell'utilizzo di questa tecnologia sofisticata. È un dato particolarmente sorprendente che ci ha colpito molto mentre intervistavamo le persone, mentre analizzavamo i dati, è che questi stereotipi avevano spesso anche la forma di autostereotipo, soprattutto tra le donne anziane. Ci è capitato più volte di intervistare donne anziane che dicevano: ma io faccio fatica, non so farci niente con questo telefono, mio marito invece è bravo, e poi ci raccontavano di forme di utilizzo del cellulare sofisticate, articolate, avanzate, che però loro stesse non riconoscevano, proprio perché, soprattutto nel nostro paese, ma non solo, c'è quest'idea che le persone anziane e le donne, quindi se le due cose vanno insieme l'idea diventa ancora più forte, non siano in grado di usare le tecnologie digitali. Pensiamo alle poche donne, giovani donne italiane che studiano materie STEM, per esempio le materie tecnologiche. C'è questo fortissimo pregiudizio a livello culturale per cui queste cose non vadano bene per le donne, e queste cose, le tecnologie digitali, non vadano bene nemmeno per le persone anziane. Quando invece le persone intervistate concepivano il cellulare come un'evoluzione del telefono, quindi una macchina per comunicare, non un piccolo computer, gli stereotipi che si attivavano erano molto diversi. In particolare rispetto alla dimensione del genere, ma anche rispetto alla dimensione dell'età, si attivavano stereotipi legati ai ruoli sociali, per cui a quel punto rispetto alle donne scattava lo stereotipo della donna come persona in carico della gestione delle relazioni sociali nella famiglia, quindi, oppure della donna chiacchierona che passa le ore al telefono, eccetera, eccetera. Per i giovani, e su questo torneremo tra un attimo, invece si attivavano stereotipi diversi, stereotipi legati a norme sociali che sostanzialmente raccontavano di cattive maniere, no? Il nipote o il figlio che sta al telefono mentre si è a pranzo, i ragazzi e le ragazze che non lasciano, non mollano mai il loro dispositivo digitale. Quando invece, così chiudiamo il quadro e vediamo anche quello che riguarda i giovani, quando invece si attivava la metafora precedente, quella della sofisticazione, che cosa succedeva? I giovani venivano dipinti tutti e tutte come dei grandissimi esperti, sono degli astronauti del telefono, quando magari non sempre è così. E allora, perché dico che le tecnologie digitali, i discorsi sulle tecnologie digitali sono così importanti per osservare anche fenomeni più ampi della nostra società? Perché cerco di essere breve, possiamo interpretare ciascuna tecnologia digitale, ma anche non solo il telefono, ma anche un'app, una piattaforma social, quello che vogliamo, con la metafora dell'ambiente. Esattamente come un ambiente del mondo fisico, le tecnologie digitali hanno delle caratteristiche e ci consentono di fare alcune cose, no? Posso, che ne so,
ritwittare, posso fare un reel, posso commentare, no? Quindi possibilità d'azione, ma ci pongono anche dei vincoli all'azione, ci sono delle cose che non possiamo fare, esattamente come in un ambiente del mondo fisico, nello spazio in cui ci troviamo qui ora, ci sono cose che possiamo fare, posso sedermi, posso alzarmi, posso uscire dalla porta, non posso compiere altre azioni, non posso, non so, attraversare un muro. Benissimo. Nessuno di noi però sosterrebbe che questa descrizione molto elementare dell'ambiente in cui ci troviamo fisicamente ora esaurisca il significato sociale di quell'ambiente. Le persone sono abituate ad abitare gli spazi seguendo delle norme che non sono scritte, ma che sono consolidate nel tempo. Siamo tutte e tutti seduti e sedute. C'è scritto da qualche parte che dobbiamo stare sedute? No, semplicemente abbiamo introiettato delle regole sociali per cui in un contesto di questo tipo ci si comporta in un certo modo. Non sto divagando, adesso arriviamo al punto. Quello che succede nei social media è un fenomeno molto simile, ma con una differenza fondamentale. Anche nei social media noi abbiamo regole non scritte che ci suggeriscono comportamenti opportuni e comportamenti non opportuni. Tuttavia, mentre per gli ambienti del mondo fisico queste regole sono condivise generazionalmente, durano molto negli anni, e in un contesto per esempio in cui mi trovo spesso ad essere, nelle aule universitarie, le persone stanno sedute e lo stanno da secoli, se non da ancora più tempo. Nei social media queste regole sono molto più variabili, sia nel tempo sia tra gruppi sociali diversi. Quindi gruppi sociali diversi, vi risparmio la teoria, ma gruppi sociali diversi interpretano gli ambienti sociali e digitali in cui sono immersi in maniera diversa. Interpretano comportamenti opportuni e inopportuni in maniera diversa, quindi ciò che per me è opportuno per una persona di un'altra età o di un altro contesto sociale potrebbe essere inopportuno all'interno degli ambienti digitali. Tutta questa premessa per dire che cosa? Per dire che tendiamo ad attribuire a comportamenti che sono diversi dai nostri caratteristiche negative. Il fatto che molti giovani dicano le persone anziane non sanno usare i social media è legato ad alcuni degli esempi che vedete adesso nella slide. No? Gli anziani mandano le catene di Sant'Antonio, gli anziani scrivono come se stessero scrivendo un saggio, invece mi devono mandare un WhatsApp, o ancora mandano contenuti che dovrebbero essere divertenti ma in realtà sono solo tristi. Tutto questo, sono estratti dalle interviste che abbiamo fatto nel corso degli anni, si traduce nell'idea che le persone anziane non sappiano usare le tecnologie, ma non c'è nulla di sbagliato in queste pratiche che vengono descritte. Ciò che è sbagliato, tra molte virgolette, è semplicemente il fatto che persone di generazioni diverse interpretano in modo diverso ciò che è divertente, per esempio, come nel primo esempio, ciò che è bello fare, no? Il buongiornissimo caffè che detta, evocata, no? Di fronte a platee più o meno giovani, fa sempre molto sorridere, non ha assolutamente nulla di tecnicamente o comunicativamente sbagliato, è semplicemente ritenuto buffo, ingenuo, fastidioso da alcune fasce della popolazione e delle persone che utilizzano le piattaforme digitali. E però queste rappresentazioni stereotipate, no? Appunto del boomer, allora quando abbiamo fatto queste interviste ancora non si usava, non era così diffuso il termine boomer, oggi lo è molto di più. Rappresentazioni stereotipate simili riguardano anche i giovani, il modo in cui le persone anziane descrivono i giovani nel loro uso delle tecnologie digitali. Per cui certamente c'è questo stereotipo, peraltro dannosissimo, dell'utente super esperto. Perché dico che è dannoso? Pensate all'etichetta nativi digitali. Non c'è nulla di più fuorviante dell'idea che le persone giovani nascano avendo già tutto il bagaglio di competenze necessario per abitare il mondo digitale.
certamente avranno delle capacità operative, no? Anche da molto molto piccoli sanno usare un tablet per vedere il cartone che vogliono vedere, certamente, ma di qui ad essere utenti esperti delle tecnologie ovviamente ne passa molto. Quindi anche la retorica euforizzante del giovane super esperto in realtà rischia di essere pericolosa, rischia di nascondere la necessità educativa, formativa di accompagnare le persone giovani verso la consapevolezza nell'uso delle tecnologie stesse. E diciamo altre critiche che vengono mosse dalle persone anziane a quelle più giovani è sicuramente l'uso eccessivo dello smartphone, questa idea di nascondersi dietro lo schermo. In uno degli estratti dell'intervista c'è una signora di 85 anni che dice: no, mi dà fastidio quando sono sull'autobus e stanno al telefono e io magari vorrei sedermi, no? Nessuno vede che io ho bisogno di sedermi. Tuttavia il punto che accomuna, diciamo così, questa intervista a persone giovani e anziane è che si tende a descrivere l'altro gruppo, l'altra generazione come monolitica. Sono tutti uguali. I giovani fanno tutti così, gli anziani fanno tutti così. Ed è esattamente qui, in questa ipergeneralizzazione, che si annida esattamente lo stereotipo e anche la discriminazione. È proprio nell'idea, no? Siamo, come esseri umani, siamo istintivamente portati, no? A queste dinamiche che in psicologia sociale vengono definite di in-group e out-group, quindi a descrivere come positivo, attribuire tutte le possibili categorie positive alle persone che fanno parte del mio gruppo e ad attribuire caratteristiche negative alle persone che fanno parte di un altro gruppo, quale che sia la dimensione intorno a cui sono creati i gruppi. Questo è molto sorprendente. Gli esperimenti che hanno portato alla consapevolezza di questo tipo di dinamica non si basavano solo su dinamiche legate all'età, legate al genere, legate alla nazionalità, alla squadra di calcio, a quello che vi pare. Si basavano anche su gruppi estratti a caso. Voi estraete dei gruppi a caso, a uno date un colore, a uno date l'altro, una lettera o l'altra, come vi pare, li fate interagire per un po' tra di loro, magari con una qualche piccola competizione con l'altro gruppo. Dopo pochissimo tempo le persone inizieranno a dire che noi siamo buoni, noi siamo bravi, noi siamo virtuosi, loro invece no, loro imbrogliano, non bisogna fidarci di loro. Gruppi estratti a caso. In tutto il mondo è così. In tutto il mondo è così, esattamente, è esattamente così. Figuratevi cosa succede quando c'è una dimensione che non è solo un'estrazione casuale, no? Che differenzia gruppi diversi. Perché parlare di ageismo? Un po' l'abbiamo detto all'inizio, perché è una delle forme di discriminazione, di stereotipizzazione meno visibile, di cui si parla di meno, di cui abbiamo minore consapevolezza, e vedremo tra un attimo che ne hanno minore consapevolezza anche i sistemi di intelligenza artificiale, in realtà, riflettendo esattamente la nostra società. L'ageismo, per dare una definizione molto molto veloce, si basa su stereotipi diffusi e mai messi in discussione, questo è importante, che riguardano cosa le persone anziane o cosa le persone di qualsiasi età dovrebbero fare, provare, pensare in funzione della loro età. Quindi ipergeneralizzazione, categorie monolitiche, le persone di quell'età devono fare in quel modo, devono pensare in quel modo, sono fatte così. E chiaramente quando si parla di persone anziane, le caratteristiche che vengono attribuite a questa fascia d'età, se ovviamente si adotta una prospettiva stereotipata e legata all'ageismo, le caratteristiche sono di estrema fragilità, vulnerabilità, persone che non hanno più agency, non hanno più da contribuire alla società, eccetera, eccetera. Sono narrazioni fortemente stigmatizzanti e che possono avere conseguenze significative sull'esistenza dei singoli e delle collettività. E infatti, dicevamo normalizzazione, dicevamo forma di discriminazione di cui non siamo consapevoli.
No, il termine, ovviamente in italiano è un po' strano il termine, perché ageismo in italiano in fondo vuol dire molto poco. Dovremmo dire etaismo, no? Ma già ageismo non lo usiamo, etaismo è ancora meno diffuso e suona ancora forse più bizzarro alle nostre orecchie, quindi anche in italiano si è più o meno lentamente affermato il termine ageismo. È un termine che soprattutto nella versione originale inglese è modellato su razzismo, sessismo, eccetera, eccetera. E tuttavia, benché rispetto a queste altre forme di discriminazione noi abbiamo forte consapevolezza, c'è molta letteratura, c'è molto dibattito anche a livello di discorso pubblico, opinioni che magari si scontrano, ma comunque consapevolezza del fenomeno. L'ageismo resta sostanzialmente invisibile. Spesso è considerato banale, addirittura divertente, le battute sugli anziani, no? Nessuno ritiene offensiva una battuta sulle persone anziane, non proprio nessuno, ma insomma una grossa fetta della popolazione non la ritiene offensiva. È normale, è accettabile, no? Fare ironia su persone anziane in quanto anziane, mentre è un po' più problematico a livello di discorso comune fare ironia, per esempio, improntata al razzismo, al sessismo o ad altre forme di discriminazione. E come ci ricorda Goulet, il linguaggio ageista diffonde anche il pensiero ageista. No? Linguaggio e pensiero sono spesso strettamente collegati tra loro. E allora qui ho preso una scheda dell'Accademia della Crusca che così ci fotografa un minimo la situazione del termine ageismo in italiano. No? Prima attestazione nel 95, quindi anni relativamente recenti, si afferma in modo più deciso, ma insomma sempre limitato, dal 2020, insomma poco prima, poco dopo, nessuna presenza sui dizionari e, se riuscite a leggere il dato che è in fondo alla pagina, pochissime ricorrenze, non solo su Google, 8.000 e passa su Google non è molto, ma pochissime ricorrenze per esempio nella stampa. No? E la stampa, proprio la testata giornalistica La Stampa, ha 0 ricorrenze del termine ageismo, ma Repubblica ne ha 9, insomma non siamo esattamente di fronte a una copertura giornalistica significativa. E allora se il linguaggio è anche specchio del modo in cui noi osserviamo e facciamo esperienza del mondo, questa invisibilizzazione del termine ci deve far pensare effettivamente, no, non abbiamo consapevolezza di questo tipo di dinamiche e ce n'è pochina di consapevolezza anche, questo è sono alcune schermate tratte da Google Trends, quindi il flusso di ricerche per diversi termini. In questo caso in inglese vedete la differenza, il blu è sessismo, il rosso è ageismo, vedete soprattutto gli istogrammi sulla sinistra della slide che mostrano un volume di ricerche decisamente diverso, ma qui cambia semplicemente l'intervallo temporale. Ma anche Google Scholar, cioè quella parte di Google che raccoglie e restituisce articoli scientifici, pubblicazioni scientifiche in generale, sia con l'opzione ageismo, sessismo, sia con quella legata agli stereotipi di genere e di età, restituisce una mole di ricerche non paragonabile tra la dimensione del genere e quella dell'età. Questo è invece sempre Google Trend in italiano, c'è questo picco a, se non ricordo male, febbraio 22, marzo 22, ma insomma anche qui vedete che il volume complessivo di ricerche su Google per sessismo e ageismo non è assolutamente comparabile. Ora, la consapevolezza non è abbastanza, rispondo subito al titolo della slide. Non basta essere consapevoli di un fenomeno per contrastarlo. In molte delle interviste che abbiamo fatto, ma tanta letteratura in generale, mostra che le persone sono anche consapevoli del sessismo, degli stereotipi sessisti, ma in molti casi continuano a replicarli. Quindi la consapevolezza non è la soluzione dei problemi, ma è quantomeno un primo passo
che succede se non siamo nemmeno consapevoli di un problema? E qui ho un piccolissimo esempio molto rapido che ha a che fare con l'intelligenza artificiale generativa e in particolare con il modo in cui il livello di consapevolezza dei due diversi fenomeni, quindi sessismo e ageismo, che abbiamo a livello sociale, si riverbera nelle risposte che i chatbot, che tutti e tutte utilizziamo, da ChatGPT, Gemini, Copilot, eccetera, insomma li vedete lì, quelli che abbiamo analizzato, e come appunto questo diverso livello, questo doppio standard di consapevolezza rispetto a sessismo e ageismo si riverberi in questi sistemi e dunque possa essere ulteriormente amplificato da questi sistemi. Che cosa abbiamo fatto in questa ricerca? Questa è una ricerca guidata dalla collega Francesca Belotti dell'Università dell'Aquila, a cui ho partecipato con molto piacere, e in cui abbiamo sostanzialmente intervistato i sistemi di intelligenza artificiale generativa con degli stimoli simili a quelli che proponiamo agli esseri umani. Uno degli stimoli era una sorta di gioco, di indovina chi, per chi si ricorda il gioco. Davamo un breve profilo dei comportamenti mediali di una persona di cui non specificavamo né genere né età e chiedevamo, l'abbiamo fatto anche con le persone, con intervistati umani, chiedevamo di indovinare genere e età di queste persone. Quindi una persona sta sempre su TikTok, manda lunghi vocali, eccetera, eccetera, e indovina se è uomo o donna e più o meno che età può avere. L'altro stimolo invece riguardava domande su a cosa può servire a una donna, a cosa può servire a un uomo tu sistema di intelligenza artificiale. Ve la faccio breve anche in questo caso, ma ci ha veramente molto colpito il fatto che rispetto al genere la maggior parte dei sistemi che vedete lì citati nella slide si rifiutava di dare una risposta. Diceva io non faccio supposizioni sul genere perché potrebbero essere basate su pregiudizi e è sbagliato veicolare pregiudizi e stereotipi di genere. Grazie chat. La stessa cosa non accadeva per l'età e quindi andavano serenamente a descrivere in maniera completamente stereotipata, in particolare questi sistemi, le persone anziane. E anche rispetto a cosa puoi servire, no? Per cosa sei utile a una persona giovane o anziana, allora per i giovani per aiutarli nella creatività, per creare post entusiasmanti sui social media, eccetera, eccetera, o anche per il lavoro eventualmente. Rispetto agli anziani le risposte andavano nella direzione di un'assistenza a persone incapaci di vivere il mondo digitale, per cui magari grazie a me impareranno a fare una cosa banalissima che la maggior parte degli anziani oggi è in grado di fare. Perché vi racconto questo? Perché questo doppio standard, questo diverso livello di attenzione, mettiamo tra virgolette molti termini quando parliamo di questi sistemi, di sensibilità, di nuovo tra virgolette, tra sessismo e ageismo che emerge in questi sistemi, è esattamente lo specchio del livello di consapevolezza che abbiamo noi come società, che abbiamo noi come esseri umani. Nessuno ha pensato di inserire Allora, i bias in questi sistemi dipendono, nella maggior parte dei casi, bias, ovvero distorsioni sistematiche, molto studiati quelli di genere. I bias in questi sistemi dipendono sostanzialmente dai dati con cui questi sistemi sono addestrati. Per cui se sistemi di questo tipo ci restituiscono discorsi sessisti o ageisti o razzisti o quello che volete, è perché i testi che collettivamente come umanità abbiamo prodotto e su cui sono addestrati sono ageisti, sessisti, eccetera. Quindi i bias vengono non solo, ma in grossa parte da lì, dai dati su cui questi sistemi sono addestrati. Ci sono dei correttivi, sono stati introdotti dei correttivi rispetto al genere, per fortuna, lo accolgo con molto piacere. Non sono stati introdotti correttivi rispetto all'età, esattamente perché è un tema su cui c'è davvero oggi pochissima consapevolezza. Però abbiamo detto
adesso per i sistemi di intelligenza artificiale vale soprattutto l'ageismo nei confronti delle persone anziane. Però vi dicevo già dall'inizio che appunto l'ageismo e la letteratura, la non nutritissima letteratura sul tema lo ribadisce, l'ageismo si rivolge anche alle persone giovani. Si tratta appunto di elaborare stereotipi, di ipergeneralizzare caratteristiche legate all'età, quindi a qualsiasi tipo di età. Se posso dire, la fascia meno colpita è la fascia d'età intermedia. No, questo perché? Beh, in grossa parte perché le persone adulte, in senso molto ampio, ma non ancora anziane, hanno il potere di dar forma ai discorsi, hanno un potere normativo, certamente nei confronti dei giovani, ma spesso anche nei confronti delle persone più anziane, soprattutto, di nuovo, quando parliamo di ambienti digitali. Però appunto l'ageismo colpisce anche i giovani, li colpisce nel dibattito pubblico, tipicamente privandoli di agency, tipicamente parlando solo di rischi legati per esempio all'uso delle tecnologie digitali, parlando di giovani come persone problematiche, pigre, disinteressate, disimpegnate, pericolose, che non vogliono fare nulla, eccetera, eccetera. Tutti i giovani. Ignorando tra l'altro che cosa? Ignorando tutte quelle differenze legate al genere, allo stato socio-economico, al luogo geografico in cui queste persone vivono, alle variabili individuali. Quindi si tende a negare agency ai giovani, si tende a descriverli come tutti uguali e tutti sempre costantemente o in pericolo. Le tecnologie digitali, ogni nuova tecnologia, dalla nascita della scrittura in poi, oserei dire, genera sempre visioni molto fortemente polarizzate. Umberto Eco avrebbe detto apocalittici e integrati, no? Per cui da un lato i social media come fonte di rischio assoluto, dall'altro invece appunto quest'idea dei giovani iperdigitali, iperesperti, eccetera, eccetera. In entrambi i casi non facciamo un favore ai giovani, no? Nel dipingerli in questo modo, perché la realtà è molto più complessa e molto più sfumata di come proviamo a immaginarla. E chiaramente, e questo vale in realtà non solo nel dibattito pubblico, ma spesso anche nella ricerca scientifica, anche in accademia, spesso andiamo a imporre, no? La nostra visione del mondo, ad avere atteggiamenti paternalistici nei confronti delle persone giovani. Tendiamo a alimentare quello che è stato definito il panico morale, no? Nei confronti di qualsiasi cosa di nuovo venga prodotto e venga utilizzato dalle persone. E allora, più che il testo di questa immagine, di questa slide, vorrei sottolineare l'immagine. Una delle retoriche prevalenti quando si parla di giovani e dispositivi digitali è la retorica della dipendenza, no? Sono tutti dipendenti, non si staccano mai dalle tecnologie. Allora, certamente c'è un uso intenso delle tecnologie, la dipendenza è un'altra cosa, no? È un termine specifico quello di dipendenza ed è un fenomeno fortunatamente estremamente marginale. Esiste la dipendenza da internet, ma è un fenomeno marginale e, se mi consentite una mezza battuta, forse anche un po' meno dannosa rispetto alla dipendenza da sostanze o da altre cose. Però anche qui forse stiamo applicando una lente, no, un po' troppo paternalistica. Due elementi. Il primo: ho visto con molto piacere, entrando qui nella scuola, che è appeso il manifesto per la comunicazione non ostile, no? Il primo punto è reale e virtuale e reale, scusate. Perché lo sottolineo? Perché in realtà, come persone adulte anziane, tendiamo spesso a screditare, no? Il tipo di interazioni che le persone più giovani intrattengono con la mediazione delle tecnologie digitali. E tuttavia ormai, no, i due mondi, il mondo digitale e il mondo fisico, non lo voglio chiamare reale perché è reale anche quello che facciamo online, sono strettamente interrelati, sono completamente intrecciati.
È assai raro che online trascorriamo ore e ore a parlare con persone sconosciute. Tipicamente usiamo questi strumenti per interagire con le persone che fanno parte della nostra vita. Le conseguenze, positive o negative, purtroppo anche quelle negative, di ciò che accade online, hanno effetti come sulla nostra vita pratica nei contesti fisici. Ma al di là di questo, un piccolissimo episodio sempre di ricerca su questa retorica della dipendenza dei giovani agli smartphone. Qualche anno fa abbiamo fatto una ricerca in cui abbiamo chiesto a persone adolescenti di non utilizzare il loro telefono cellulare per una settimana. In Italia hanno partecipato una sessantina di persone. Potevano usare qualsiasi altro dispositivo, la radio, la TV, tutto quello che volevano, tranne lo smartphone. L'incentivo che davamo erano dei crediti, era legato all'iniziare l'esperienza. Quindi chiunque avesse iniziato l'esperienza, anche poi avesse resistito anche 3 minuti, avrebbe comunque ottenuto il premio, proprio per non ovviamente falsare il risultato, enfatizzando troppo l'incentivo per chi finiva la prova. Benissimo, di queste 60 persone ha interrotto la settimana di privazione dallo smartphone una persona sola. L'ha interrotta perché la madre ha imposto di interrompere l'esperienza, perché ovviamente la madre, abituata al contatto costante con la figlia, no? Attraverso il telefono cellulare, non ha resistito e ha chiesto di appunto tornare a usare, quindi interrompere questo bizzarro esperimento fatto da ricercatrici universitarie e tornare a usare il telefono. Ora io non lo so quanti e quante di noi sarebbero in grado, no, di stare una settimana senza lo smartphone. Gli adolescenti, certo, era anche un gioco, era un'attività, no, che aveva un suo contesto e quindi degli incentivi, però loro ce l'hanno fatta. È altrettanto vero che in molti casi, quando intervistiamo persone adolescenti, loro si lamentano del fatto che i genitori stiano troppo al telefono, quindi come dire, tendiamo anche sempre a attribuire alle altre persone magari comportamenti non del tutto virtuosi che poi riguardano noi stessi e noi stesse. Procediamo, questo è un punto un po' più teorico su cui vado veramente velocissima. Chiedo scusa, microfono. Perché l'ageismo è così normalizzato, perché è così poco visibile, perché non ci interroghiamo su questo tema anche quando appunto in tanti contesti diversi ha conseguenze materiali. Pensiamo al mondo del lavoro, no? Le persone molto giovani vengono in maniera standard assegnate a mansioni di solito poco qualificate. Le persone anziane e anche non tecnicamente definibili come anziane, no? Secondo i parametri ufficiali, ma le persone un po' più avanti con gli anni, spesso nel mondo del lavoro o si trovano in posizioni apicali e allora no, parliamo di gerontocrazia, oppure invece vengono marginalizzate e estromesse da molti contesti lavorativi, no? Chi perde il lavoro dopo una determinata età ha enormi difficoltà a trovarne un altro. E tenete presente, questo accade in Italia, ma questo accade anche all'estero. E ho dei colleghi hanno fatto una ricerca sulle aziende della Silicon Valley, quindi le aziende più high tech che possiamo immaginare. Per le aziende tecnologiche della Silicon Valley a 35 anni sei un lavoratore anziano. Questo ovviamente ha delle sue conseguenze. Però perché, ripeto, è così invisibile questo atteggiamento, questa forma di discriminazione che attribuisce a tutte le persone che fanno parte di una classe di età alcune caratteristiche, positive o negative che siano, di solito negative. È invisibile anche perché adottiamo
una visione che possiamo definire di tipo essenzialistico. Che vuol dire? Faccio super breve, ci sarebbero secoli di riflessione filosofica da richiamare, ma ce la risparmiamo. E in termini molto sintetici, un essenzialismo mal riposto, che cos'è? Sono supposizioni errate sull'omogeneità e fissità di determinati gruppi sociali. Che vuol dire? Tutte le persone che appartengono a una determinata categoria condividono determinate caratteristiche. Si è parlato abbastanza, anche nel dibattito pubblico, dell'essenzialismo di genere, no? Quindi l'idea che tutte le donne sono così, tutti gli uomini sono così. Pensate a un bestseller di ormai parecchi anni fa, no? Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Quella era proprio la fotografia dell'essenzialismo. Chiunque appartenga a una categoria, donna, ha quelle caratteristiche. L'essenzialismo, che appunto è stato smentito da tantissima letteratura femminista, per esempio, funziona molto bene quando viene ancorato alla biologia. Quindi le donne sono così perché il loro cervello è così. Falso, è stato dimostrato che non c'è nessuna differenza da quel punto di vista, e tuttavia la biologia agisce come un forte fattore di legittimazione di questo tipo di atteggiamento. La dimensione biologica, quando parliamo di età, è ovviamente preponderante nella nostra percezione e nel discorso comune, benché ci siano tanti lavori e tanti studiosi, a partire da Bourdieu, che abbiano evidenziato la differenza tra età biologica e età sociale intesa come ruoli e aspettative che sono legate a una determinata fascia d'età. E tuttavia la nostra percezione dell'età è ancorata fortemente alla biologia e dunque tendiamo a naturalizzare questo tipo di atteggiamento, ed è assai più difficile scardinare una visione stereotipata quando è improntata, impregnata di essenzialismo, e quando queste forme di essenzialismo agiscono in maniera così forte in relazione appunto alla dimensione biologica, che è ovviamente una dimensione importante nel processo di crescita e di invecchiamento, ma non è l'unica dimensione. Bene, grazie professoressa. Grazie. In virtù di quanto ha detto e in virtù del fatto che Educhiamoci ha un sottotitolo: il dialogo incontri, il dialogo costruisce ponti. Ecco, partiamo da questo sottotitolo per cercare invece di individuare quegli elementi che possono aiutarci a ricostruire anche un dialogo generazionale. Il dialogo generazionale è fondamentale, imprescindibile, ma è certamente anche complesso, soprattutto se le varie generazioni coinvolte muovono da atteggiamenti simili a quelli che ho descritto, per cui senza dubbio riconoscere, no? Io spesso mi diverto anche con gli studenti e le studentesse, no? Proprio a lanciare la provocazione: buongiornissimo caffè, che cosa vi fa pensare? E poi a decostruire, no? A dire ma dov'è l'errore? Cosa c'è di sbagliato? Cosa fa vostra madre, vostra nonna di sbagliato su WhatsApp? E in fin dei conti si riconosce che non c'è nulla di materialmente sbagliato. Ecco, quindi fare un passo indietro rispetto a queste assunzioni che sono talmente naturalizzate che ci paiono ovvie, mettere in discussione, no? Allora, gli stereotipi dal punto di vista cognitivo sono dei potentissimi strumenti di economia cognitiva. È molto facile affrontare il mondo usando gli stereotipi. Sarebbe impossibile affrontare il mondo senza alcun tipo di stereotipo, perché in ogni contesto in cui mi dovessi trovare dovrei ripartire da capo e cercare di capire dove sono. Io lo so che qui sono in un'aula, no? Lo so, e lo so anche in base agli stereotipi. Il problema è quando gli stereotipi sovrastano la possibilità anche di riconoscere l'individualità dell'altro, e quindi decostruire gli stereotipi è fondamentale per il dialogo intergenerazionale. E quindi anche per valorizzare le particolari differenze, che non significa
necessariamente offendere o far sì che quegli elementi siano aspetti che vanno a denigrare una età, una generazione. Quindi vogliamo ben sperare che ci sia una forma di anche intelligenza, no? Che ci sia una forma di rispetto, ecco, forse questa è la parola. Quindi non essere d'accordo, ma rispettare comunque il modo di vedere, di pensare, di agire dell'altro. È possibile che questa sia la strada da seguire? Beh sì, il rispetto è assolutamente fondamentale in qualsiasi interazione umana, quindi questa è certamente la strada, così come, ripeto, la consapevolezza relativa all'ageismo è fondamentale, così come abbiamo visto, no? La consapevolezza relativa al razzismo, sessismo, eccetera, non risolve problemi, ma è un primo passo, ed è un primo passo importante. Ecco, rischi e pericoli. Quando questi stigmi, quando questi pregiudizi diventano invalidanti? Invalidanti, senza dubbio un termine forte. Facevo prima riferimento al mercato del lavoro, e questo è certamente un ambito nel quale appunto sia essere troppo giovani sia essere troppo anziani può essere un danno materiale. Agiscono anche sull'autostima, quindi. Chiaramente agiscono anche sull'autostima. Parlavo all'inizio degli autostereotipi, no? Di queste donne anziane in realtà molto esperte, ma che si descrivevano come non capaci. Questo è molto importante. Se la società intorno a me pensa di me una determinata cosa, probabile, altamente probabile, non è sicuro, ma è altamente probabile che finirò per introiettare questo stesso stereotipo. Mi viene in mente, abbiamo fatto brevemente riferimento alle donne nelle professioni STEM. Abbiamo intervistato donne ingegnere, realizzate professionalmente, che ci raccontavano, certo, insomma, per una donna, io sì, insomma, ho fatto ingegneria, però era complicato perché sono una donna, dopodiché si è laureata in corso, ho fatto una splendida carriera, eccetera. Quindi questo tipo di discorso, che è un discorso così condiviso, spesso lo introiettiamo e quindi fa male innanzitutto a noi. Bene. Quando parliamo di ageismo, adesso lo abbiamo contestualizzato soprattutto nel mondo dei media, nelle tecnologie, però essendo questo un termine effettivamente che ha un'origine un po' più remota, un po' più lontana, quando la tecnologia poi sostanzialmente non era così diffusa, mi vengono in mente altri aneddoti, altre situazioni reali, quotidiane. Un anziano al volante. Ecco, ad esempio, un anziano al volante è riconoscibile, no? Perché magari è più lento nella guida, meno pronto a ripartire quando diventa verde, mentre il giovane farebbe una partenza, una ripartenza in prima scattante. Ecco, diciamo, dettagli che però comunque contraddistinguono un modo diverso di guidare, ma non è detto che una giovane sia altrettanto scattante, no? Magari una giovane alle prime armi farebbe come un anziano, quindi anche lì ci sarebbe una discriminante, quindi comportamenti simili, età differenti. Quindi se vogliamo un pochino esaminare ciò che la quotidianità ci propone, ci offre, potremmo anche parlare del modo di vestire, no? Quindi l'anziano che veste in un modo, il giovane e la giovane che veste in un altro modo. Ma tutto questo non è giusto che sia così, mi chiedo. Allora, è giusto, come dire, che ognuno guidi come si sente sicuro, guidare, o vestire, che uno si vesta come, no? Che abbia... come trova rispondente all'immagine di sé che vuole dare alle altre persone e che vuole dare a se stesso, a se stessa, perché sappiamo perfettamente quanto l'abbigliamento sia uno strumento di comunicazione fondamentale. Ciò che non è giusto è che a un determinato stile si debbano per forza associare connotazioni negative,
no? È quello il problema. Poi, punto primo. Punto secondo, non sono così sicura che le persone anziane che vestono da anziano, qualsiasi cosa ciò voglia dire, lo facciano perché trovano quello stile rispondente o non lo facciano invece perché sanno che l'aspettativa sociale, no, nei loro confronti sia quella di un determinato stile di abbigliamento. Quindi c'è sempre una dialettica tra, no, le dimensioni strutturali nelle quali siamo immersi e poi le scelte individuali. Ovviamente possiamo ancora allargare questa disquisizione, il gusto musicale. Sono sempre più, ad esempio, le persone mature che amano la lirica, l'opera, un po' meno quelle giovani, però questo non vuol dire che le giovani non siano affascinate da questo da questa forma da questo genere musicale, da questa forma culturale. Quindi anche qui siamo tutti diversi, tutti uguali, ed è giusto che si segua, come dire, il proprio flusso senza sentire l'etichetta addosso, ecco, sostanzialmente. Pienamente d'accordo, sì, senza sentire l'etichetta e eventualmente lo stigma, quando c'è lo stigma addosso, con una differenza che non ho citato prima rispetto a razzismo, sessismo, abilismo o qualsiasi altra forma di discriminazione, penso soprattutto a sessismo e razzismo, è che l'età, no, è qualcosa di dinamico. Siamo stati e state tutti giovani, speriamo di diventare tutti anziani, per cui diversamente da altre assi su cui passano forme di discriminazione, ciascun soggetto poi in realtà attraversa fasi diverse, quindi è ancora più deleterio il fatto che ad alcune fasi della vita si associano delle forme di discriminazione così forti. Parleremo comunque di noi. Grazie professoressa, e noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi. Le auguriamo anche un buon rientro e come sempre diciamo ci vediamo tra poco, perché alle 20:30 l'ultimo appuntamento di Educhiamoci della quinta edizione, e stavolta con Murubutu Alessio Mariani e Murubutu Talk. Grazie. Grazie.